So di essermi preso una grossa responsabilità, ma voglio continuare a fare quello che ha fatto il presidente uscente, anche perché deve esserci continuità. Il proloco di Cison non è una proloco qualsiasi e ha bisogno di una persona che dirige un gruppo affiatato di volontari che hanno fatto in questi anni quello che è stato fatto. Io cercherò di portare la mia esperienza che ho vissuto anche quando giocavo a calcio, perché i risultati si ottengono quando il gruppo è affiatato. In Proloco, negli ultimi anni che ho collaborato con diverse attività, abbiamo costruito dei gruppi importanti proprio perché c'era un gruppo affiatato e i risultati si sono ottenuti bene. La decisione che ho preso l'ho presa personalmente, condividendo delle cose in famiglia con mia moglie, che è volontaria anche lei, e assolutamente non sono stato costretto o spinto da nessuno. La mia scelta è personale e direi che sì, ci sarà l'appoggio dell'amministrazione, ma come c'è sempre stato negli anni con la Proloco dei presidenti precedenti. Comunque lo ribadisco, questa è una scelta personale, non è assolutamente una scelta costretta, insomma. I volontari di Cison sono sempre stati molto attivi e io cercherò di fare in modo che aumentino di numero sicuramente, che qualche magari persona che in passato aveva abbandonato la Proloco per vari motivi si riavvicini e ci dia una mano. Io ho un motto che ce l'ho sempre dentro, che per fare certe cose bisogna farlo in tutti, e il motto che ho io è che l'unione sicuramente fa la forza.